Terzo momento o seconda parte, che dir si voglia, di 7 in punto, ben ritrovati. Dunque, per questa nostra puntata di giovedì 11 dicembre, parlavamo di strenne natalizie o di pensierini anche, pensieri importanti, perché anche in questo caso, come prima abbiamo parlato di fotografia, adesso invece ci dedichiamo alla musica. E nella fattispecie ci è venuto a trovare, lo ringraziamo di essere con noi, per parlarci di un suo libro, anche in questo caso in versione aggiornata, più completa, più esaustiva. Andiamo dunque a presentare Graziano Edi Corazza, giornalista musicologo. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Grazie a voi naturalmente. Grazie a Graziano, scusate, c'è questo gioco di parole già, che ci confonde dall'incipit, dall'esordio. Parliamo di 50 anni di rock, perché questo è il titolo del libro di Graziano Edi Corazza, che potete trovare anche in questo caso nelle migliori librerie. Oltretutto si tratta di un volume completo, dicevamo esaustivo, ed è un volume anche che si trova ad un prezzo concorrenziale, per cui una ragione di più per stimolare l'interesse di tante persone che amano la musica o che vogliono sapere qualcosa di più della musica. Graziano Edi Corazza, 50 anni di rock, ma è vero che il rock compie 50 anni o forse il rock muoveva i primi passi già tempo prima? Beh, questa è una domanda bellissima, perché io cerco in questo libro di rispondere esattamente quando nasce il rock. Secondo molti studi, il rock nasce quando la chitarra elettrica diventa effettivamente amplificata in una determinata maniera, con un cavo di alimentazione ben preciso, e nel quale la rudezza, l'elettricità della chitarra elettrica, la voce del cantante anche, l'arrabbiatura del testo anche, diventano rock, non è più rock and roll. E la data effettiva è il 4 agosto 1964, con la canzone dei Kinks, You Really Got Me. Io di questo sono strasicuro. Sì, e qui si potrebbe già innescare un dibattito, perché indubbiamente la dichiarazione che vi ha reso Graziano Edi Corazza è importante, ma come dire, storicamente fondata sulla base appunto di un motivo che avrebbe inaugurato, no, proprio quella che è la storia del rock. Esatto, io ho fatto alcune ricerche storiche, sono andato ad ascoltare tutti quelli che sono stati i bluesmen afroamericani, Muddy Waters, B.B. King e tutto quanto quello che è stato il sottobosco musicale, e mi sono reso conto che quello era ancora blues, elettrico ma sempre blues. È vero che molti hanno scritto che Chuck Berry è stato l'inventore del rock, è vero che altri hanno scritto che Link Wray è stato l'inventore del rock perché ha portato la chitarra amplificata in una determinata maniera, ma solo nel 1964 riusciamo ad ascoltare veramente il rock come genere musicale. Prima era rhythm and blues, prima era rock and roll, sebbene elettrificato. Insomma, quando ha cominciato a essere solo ed esclusivamente rock è stato proprio in quell'occasione. 50 anni di rock, avete visto la copertina, avete visto un volume piuttosto importante come proporzioni, che sono 700 pagine, no? 700 pagine, 9 mesi di lavoro. 9 mesi di lavoro, pensate. Graziano Edi Corazza, che diciamo così, dal punto di vista dell'anagrafe nasce a Milano ma vive da sempre in Veneto, e difatti ha pubblicato questo libro con una casa editrice che si chiama Altro Mondo, no? Di Vicenza, sono stati loro ad accettare subito, immediatamente la mia proposta. Avevo ricevuto un'altra proposta da Roma, ma io, per un fatto personale di vicinanza, avendo soltanto un'ora di macchina da casa mia fino a Vicenza dove c'era Paolo, e ovviamente ho preferito questo, insomma. Il contatto umano, più che sempre stare lì a email o telefono, il contatto umano è importantissimo secondo me. Senta, è una ricorrenza importante quella, diciamo, dei 50 anni del rock. È uscito un volume, diciamo, oltre al suo, un volume di cui si è parlato ai più alti livelli, a proposito dei 50 anni della storia del rock, e che include anche dei personaggi che finora il rock si filava poco, cioè Bing Crosby e Raul Casadei. Sì, so dove vuole arrivare il ragionamento. Effettivamente con il termine rock si sono ormai inglobati tutta una serie di cose. Nel momento stesso in cui uno utilizza una chitarra elettrica Fender o una chitarra elettrica Gibson,
per dire le due marche più note di questo genere musicale, e poi con un cavo di alimentazione si attacca a un Marshall, rock. Io non lo credo, però va bene, diciamo rock. I Rolling Stones dicevano, senza voler fare della dietrologia, it's only rock and roll but I like it, cioè è solo rock and roll ma mi piace. Il concetto è che quando hanno scritto quella canzone era rock, altro che rock and roll, tanto per capirci. Certo. Certo, il fatto stesso che questi illustri personaggi della critica musicale italiana abbiano definito Ligabue personaggio dell'anno, come la trova? Allora, Ligabue è sicuramente un rockettaro, un songwriter, come li chiamano gli americani, un rocker, su questo non ci sono dubbi. Personalmente io ho apprezzato i primi 2 dischi che ha fatto, personalmente, però l'ultimo disco, bisogna dire la verità, è davvero carino. Anche se da un punto di vista musicale ne preferisco altri da un punto di vista prettamente rock, perché il rock che fa ormai Ligabue non è più un rock arrabbiato, è un pop rock, è quello che gli americani chiamano easy listen, tanto per capirci, un rock di facile ascolto, che lo fanno ormai in molti. Comunque che Ligabue sia un grande, poco da dire, uno che riempie gli stadio, tanto di cappello, sia chiaro. Sì, indubbiamente. Senta, fa effetto, cioè proprio è una realtà conclamata il ritorno al vinile. Sì, bella domanda perché a me piace un sacco. Allora, per 20 anni grosso modo non si è più ascoltato vinile da nessuna parte, nel senso che ormai i DJ erano abituati a utilizzare i CD, inserirli nelle varie piattaforme e fare ascoltare questa musica. Però succedono questi fenomeni qua, che la gente che aveva all'inizio 25-30 anni, che oggi ne ha 50 o 55 o 60, con i figli grandi ormai va alla ricerca di quelli che sono gli ascolti di quando era a casa, di quando si ascoltava quella musica lì, e per cui nel mercato discografico è ritornato in auge proprio l'esigenza di stampare nuovamente vinili, e vendono e continuano a vendere. Sa, la cosa che fa effetto in senso positivo del termine è che non solo, come dire, le persone che hanno vissuto i momenti d'oro del vinile, ma anche i giovani sembrano avvicinarsi con una certa curiosità. Per giovani intendiamo persone di 30 anni o poco più. Sì, tra le altre cose io ho dei ragazzi che quando hanno iniziato a scrivermi, che ho capito che avevano acquistato una copia ancora a settembre-ottobre del libro, e capivo da cosa mi scrivevano e dai gruppi che mi elencavano qual era la loro cultura musicale, e anche essi mi parlavano di Metallica, per fare un nome grosso, in vinile, mi parlavano di ricerche di dischi ristampati in vinile, tanto per essere chiari, non originali dell'epoca ma ristampati, ma che comunque hanno un suono più caldo rispetto al 010101, cioè il codice binario del CD, per capirci. Sì, indubbiamente, si sta tornando un po' a quella umanità che sprigionava inevitabilmente dai solchi del vinile. Noi appunto stiamo parlando di un giornalista musicologo che ha creato anche la propria cultura attraverso la visione, attraverso il piacere di godere di spettacoli live, per cui di esibizioni, concerti. Vogliamo ricordare, Graziano e di Corazza, quanti sono stati i concerti a cui lei ha assistito? Allora, ufficialmente sono 1141, ufficiosamente sono 1200 e oltre. Se dovessi calcolare comunque anche le cover band che ho visto in vita mia, cioè anche amici o conoscenti che sono andato a vedere, non lo so, perché onestamente i concerti di amici e di cover band non li ho mai... Non voglio dire niente contro le cover band al momento, però il concetto mio è che preferisco l'originale alla copia, quindi diciamo che grosso modo sono 1141 quelli ufficiali, sicuramente ho passato i 1200 comunque. Caspita, c'è una bella esperienza che lei si è fatto. Oltretutto Graziano è reduce, insomma, da un concerto strepitoso qual è stato quello di Patti Smith, che ha tenuto, se non ricordiamo male, 2 esibizioni al nord-est. No? Esatto, allora Patti Smith ha tenuto 2 concerti live con la sua famiglia, con i suoi figli in pratica,
Uno l'ha fatto a Udine il giorno 5, l'altro l'ha fatto a Vicenza il giorno 6. Io sono andato per motivi di comodità, nel senso che mi era più vicina, a vederla al Teatro Comunale di Vicenza. Vorrei aprire una parentesi su questo teatro. Non mi ha pagato nessuno per dirlo, lo voglio premettere, però è un teatro bellissimo. Andatelo a vedere perché merita. Al di là dell'auditorium, di come è strutturato, le pareti hanno un'acustica che rimbalza, un suono che è eccezionale. Non si sentono storpiature, non è come quando si vanno nei palazzetti dello sport che rimbomba il suono perché praticamente percuote i muri di cemento armato. È tutta un'altra cosa. Il teatro strutturato in queste maniere qua fa godere l'ascoltatore di quello che ha davanti. Oltretutto, secondo me, Patti Smith ha migliorato enormemente la voce, Avevo vicino a me delle signore che l'avevano già vista in concerto 6, 7, 8 volte e che mi dicevano la stessa cosa. Bene, congratulazioni dunque ai progettisti del Teatro Comunale di Vicenza. Noi ci fermiamo qualche istante per l'ultima consistente parte della nostra trasmissione di oggi, giovedì 11 dicembre, in compagnia di Graziano e di Corazza e soprattutto del suo monumentale libro che si chiama 50 anni di rock. Ci vediamo tra alcuni minuti. Grazie. Ultimo momento di questo nostro 7 in punto nella giornata di giovedì 11 dicembre. Siamo con Graziano Eidi Corazza, giornalista musicologo, che ci è venuto a parlare tra l'altro della sua imponente opera che si chiama 50 anni di rock, che è uscita in versione aggiornata. Questa era la versione, chiamiamola vecchia, antica, c'è poi una versione aggiornata proprio al 2014, quindi come dire un libro in tempo reale per noi persone del terzo millennio, e poi c'è anche una versione in ebook della stessa opera. Dunque abbiamo la gamma completa di consultazioni di questo importante momento bibliografico della storia del rock 50 anni dopo la nascita, o come dire i primi passi mossi da quello che diventerà poi il genere più seguito nella storia della musica di quest'ultimo scorcio della nostra storia. Con Graziano Eidi Corazza però adesso abbiamo una piccola sorpresa, o meglio, una sorpresa che ci ha riservato il nostro ospite. Adesso ascolteremo in rapida successione dei brani per cui vi faremo ascoltare della musica, non avremo video, della musica da farvi ascoltare proprio perché così Graziano spiegherà, se non abbiamo capito male, un po' anche l'evoluzione, no? Sono d'accordo. Di come proprio questi pezzi e questi brani stessi sono cresciuti, ecco, nel tempo. Graziano, come vogliamo introdurre questa sequenza? Beh, io partirei proprio dal primo e facciamo sentire al pubblico che cos'è. Chiediamo dunque al collega in regia, Oscar Civiero, se è possibile far partire il primo brano. Grazie. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds. Allora, questo è un brano che è noto, Route 66, fatto da Chuck Berry. In realtà non l'ha scritto lui, l'ha scritto nel 1946 Bobby Troup. E se si potesse ascoltare anche la versione del 46 si sentirebbe che è ancora più lenta. Questo, quando l'ha fatto praticamente Chuck Berry, lo ha vitalizzato dandogli quel connotato di rhythm and blues. Ripeto, rhythm and blues, non è ancora rock. Infatti poco tempo dopo, 61, andiamo nel 64, ci sono i Rolling Stones che la rifanno. Take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. Qui insomma siamo addirittura mezzo secolo fa, no? Sì, siamo giusti mezzo secolo fa e siamo
2 mesi e mezzo prima, grosso modo, che i Kinks facessero You Really Got Me. Come si può sentire, già i Rolling Stones, che sono stati da molti giudicati gli inventori del rock, in parte è vero, bisogna essere sinceri, probabilmente dal vivo già facevano un rock molto elettrico e molto amplificato, ma non era ancora stato inciso come invece faranno pochi mesi dopo i Kinks. Si sente che il brano fatto da Chuck Berry in Rhythm and Blues, loro lo elettrizzano già subito ed è un beat elettrico molto molto azzeccato comunque, perché a parte che bisogna essere sinceri, Rolling Stones all'inizio della loro carriera brani di Chuck Berry ne hanno fatti un'infinità, ma non sono stati gli unici, anche i Beatles sono partiti con brani di Chuck Berry, tutti i primi gruppi musicali sono partiti facendo delle cover, ma non le hanno fatte nella maniera in cui li fanno tutti, cioè ricopiando pari pari, nota per nota, il brano. Hanno aggiunto qualcosa di più, insomma, e in effetti si sente che il rock è lì che sta esplodendo. Infatti partono i Kinks, e se la regia potesse fare ascoltare... Sì, adesso ascoltiamo l'ulteriore passo in avanti. Sì, allora qua siamo ancora a Chuck Berry, che è ovviamente da tenere come punto di riferimento storico per quanto riguarda il ponte fra rock and roll e rock. Si sente chiaramente qua che la chitarra è in primo piano. È qua che molti studiosi musicali fanno partire il rock, e invece io dico che è ancora rock and roll. Lo dico io, ma lo dicono in moltissimi, non è che io sono qua a pontificare, sia chiaro questo. La chitarra elettrica è in primo piano, ma non è ancora resa grezza, come adesso sentiamo subito immediatamente da Jimi Hendrix. Sentite che roba, cosa ci fa lui con questo brano. Chitarra del chitarrista Mancino, no? Sì, Mancino di Seattle. Di Seattle. Il più grande chitarrista della storia del rock, non lo dico io, per carità di Dio, non lo dico io. È stato il più grande chitarrista della storia del rock. Prima di lui probabilmente qualcun altro aveva già utilizzato la Fender in questa maniera, però lui è stato il più grande di tutti. È stato il più grande di tutti, e questo è nella prova. Lui ha preso Chuck Berry apposta per dire: Chuck Berry ha fatto questo, guardate cosa faccio io. Sì, era uno abituato anche a demolire dei miti, esatto. Ricordiamo anche la versione dell'inno americano. Straordinaria versione di inno americano a Woodstock, in cui chiude completamente la 3 giorni di pace, amore e musica. Un grande, ma grande, un grandissimo. Dio solo sa cosa avrebbe potuto fare se non fosse morto quella famosa sera, insomma. Dopo aver partecipato all'Isola di White, lì a poco lui muore. Comunque per me lui sì che ha lasciato un vuoto di quelli incolmabili. Per me lui stava evolvendo in una maniera tale in cui andava ad incrociare anche il jazz. Aveva chiesto di suonare insieme con Miles Davis, che già stava fondendo il jazz con il rock. Incredibile. Jimi Hendrix per me è il più grande chitarrista della storia del rock, punto. E a questo punto come evolve la musica? Io crederei che se la regia ci fa ascoltare il brano successivo, andiamo avanti ancora con questo percorso per fare capire come si sta evolvendo il rock in quegli anni. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing.
Quante versioni ci sono di questa You Really Got Me? Vabbè, io credo che ce ne siano centinaia di ufficiali e migliaia di non ufficiali. Qui parte il rock. Se avete ascoltato la chitarra elettrica dei Davis, si sente immediatamente che è veramente amplificata, veramente grezza. Punto. 4 agosto 1964. Ci sono scritte queste cose qua, non le ho scritte io per primo, io casomai ho fatto una sorta di rock mettendoci dentro quello che sapevo, mettendoci dentro anche tanti ascolti che ho fatto e ho detto qua parte il suono rock. Ma voglio far sentire una cosa successiva a questo di Really Got Me. Sentite cosa fanno i Van Halen 10 anni dopo, poco più di 10 anni dopo. A proposito di grandissimi chitarristi, anche Eddie Van Halen. Sono d'accordo al 100%. È inutile fare una classifica dei più grandi, certo. Il più grande, il più grande, il più grande. Di solito si dicono i primi tre e nei primi tre si mettono Jimi Hendrix, si mette Eric Clapton, si mette Jimmy Page, tanto per fare capire che tutti quanti queste cose qua le sanno. Poi se vogliamo essere dei precisini, è ovvio che nel rock ne sono nati altri, bravissimi, velocissimi, dalla tecnica eccezionale. Uno di questi è Edward Van Halen, ovviamente. Se sentite la grinta che c'è in questo brano fatto prima dei Kings, già rock, vi rendete conto che il passaggio scatenante nell'heavy metal, nell'hard rock è stato il passo successivo, e si sente cosa ci fa sia David Lee Roth alla voce che diciamo che la demonizza quasi, la percuote ancora il brano, e Edward ci dà quel colpo di chitarra elettrica, quelle note solistiche che sono leggenda. Strepitoso veramente. E qui siamo, se non abbiamo capito bene, se non abbiamo capito male, ci scusi, alla fine degli anni 70. Eh sì, siamo già a 78, 79, quindi ormai l'heavy metal esplode in tutto il mondo, gli AC/DC esplodono in tutto il mondo anch'essi, tutta la percussione del rock si verticalizza in un suono sempre più forte, sempre più grezzo, sempre più grintoso, sempre più hard, a volte ai limiti anche dell'ascoltabile, perché non me ne vogliono i metallari, non me ne vogliono i metallari. Quando si arriva al thrash metal si arriva a un genere nel quale praticamente il suono, o il death metal, si arriva ad un suono che per alcune orecchie, preciso le mie, non voglio offendere nessun altro, è un pochino disturbante, a meno che uno non si ponga a una certa lontananza dal palco di questi concerti, o almeno in camera dove sta ascoltando la musica non abbassi leggermente il volume. So che i metallari si incavoleranno per quello che sto dicendo, perché loro vogliono ascoltare la musica a tutto volume. Ben fatto, piena libertà. Però c'è da dire che in questo caso il thrash metal è andato molto ma molto più là di quella che è la linea anche melodica che il rock comunque all'interno deve avere per essere piacevolmente ascoltato. Ciò non significa che quel genere è più bello di quello, quel genere è più bello di quello, quel genere... No, ognuno ha i suoi gusti e niente da dire, sia chiaro questo. Sì. Sì, ecco, si rischia a quel punto di confondere la musica con il rumore, no? E infatti è nato anche il noise. Il noise è rumore, appunto, ed è nato praticamente poi nel fine anni 80 col rock alternativo e con tutta una serie di band che sono nate facendo noise, facendo industrial metal e tutta quanta un genere che ho ascoltato, non ho apprezzato in toto, perché le mie orecchie arrivano fino a un certo punto. Sì. Mi sono graditi, arrivo fino a certi suoni a godermeli piacevolmente, altri mi disturbano un tantino, non dico subito, nel giro di qualche minuto trovo un pochino di difficoltà quando il rumore è veramente troppo forte. A proposito di quello che sta dicendo giustamente
Graziano Edi Corazza. Ritorniamo al libro, perché il libro consta di diverse centinaia di pagine, 700, no? 700 ufficiali. E addirittura sono oltre 30 i capitoli in cui sono trattati tutti i generi. Tutti i generi, dall'inizio fino al 2014 compreso, e quindi i generi ci sono tutti. Se qualcuno leggendolo crede o mi dice che ho sbagliato qualcosa, prometto che nel libro Rock 55 inserirò anche quello. Ah, per cui abbiamo un'anteprima Sì, assoluta. sì. L'idea mia è quella di portare rock, anche farlo diventare Rock 55, perché ho riscontrato da un punto di vista delle persone che mi conoscono, ma soprattutto di persone che mi hanno mandato delle email che non conoscevo, che effettivamente c'è una gran voglia di parlare di musica e di parlarla su un piano tranquillo, sereno, senza questo è meglio, questo è peggio, come si fa negli stadi, tanto per capirci. Il rock unisce, la musica unisce, si va a un concerto per stare bene, per stare in compagnia. Dirò di più, quando si va a un concerto, si fa amicizia con delle persone che ci sono a lato in parte, sembra quasi che ci conosciamo da una vita, chissà perché. Perché? Perché la musica è un aggregante, c'è poco da fare, è un aggregante sincero, è un aggregante che mette in moto in noi la piacevolezza di stare insieme con gli altri, di non chiuderci in una stanza. Io ho visto 1200 concerti, ebbene, sono state 1200 esperienze diverse. Ho visto dai più grandi ai più piccoli, fra virgolette i piccoli non possono essere definiti piccoli, sono bravi tutti, sia chiaro questo. Si definiscono grandi quando hanno un successo enorme o planetario, insomma. Ma dai più piccoli ai più grandi, tutti fanno musica. Certo. È inutile dire il contrario. Senta, torniamo a un aspetto che abbiamo trattato anche con l'ospite che l'ha preceduta, cioè quanto la modernità o la modernizzazione, la tecnologia che ha appiattito praticamente tutto, stia nuocendo, ecco, anche alla creatività. Io sono convinto di una cosa, che comunque la tecnologia negli anni 60 abbia aiutato il rock, perché ha introdotto non soltanto i vari cavi di alimentazione, non soltanto le chitarre elettriche amplificate da Marshall, apro una parentesi, è nel negozio di Jim Marshall, frequentato da Pete Townshend degli Youth, da Eric Clapton, che poi di lì a poco andrà nei Cream, dal chitarrista di Purple anche, che frequentava quel locale lì, Ricky Blackmore. Insomma, lì dentro nasce il rock, sia chiaro. Se non ci fosse stato lui che avesse amplificato quegli amplificatori, quei diffusori in quella maniera, è evidente che non ci sarebbe stata la potenzialità del rock. L'utilizzo del mellotron, delle tastiere nel campo rock ha enormemente agevolato sia la psichedelia, rock psichedelico, sia il rock progressivo. L'utilizzo poi nel campo del jazz, della pianola elettronica, elettrica, non voglio fare i nomi di marche, comunque ci siamo capiti, sì, ha enormemente influenzato il jazz rock, e quindi andando avanti, tutti quanti nei vari studi di registrazione, apro una parentesi anche qua, The Dark Side of the Moon ci hanno messo 9 mesi a farlo. Non è che i Pink Floyd ci abbiano messo 9 mesi a scriverlo, è che in studio di registrazione con l'ingegnere del suono storico, non voglio dire il nome, lascio a voi naturalmente di sapere chi è, anche perché fra non molto arriverà da queste parti con un concerto, quel signore là insieme con Waters ha creato il suono di quell'album strepitoso, sia chiaro questo, cioè ci vuole sempre in studio di registrazione qualcuno che ti metta a posto i suoni, e quindi è evidente che l'elettronica, il campionamento ci sia. Addirittura nei film di fantascienza, vorrei dire una cosa a Roberto, posso chiamarti Roberto? Grazie. Nel campo della fantascienza, se qualcuno si ricorda nei film di fantascienza degli anni 50, c'erano dei suoni particolari che venivano fatti da uno strumento che si chiamava theremin, inventato da un scienziato russo, il quale cosa faceva? Attraverso due pilastrini d'acciaio, di ferro, uno più alto e uno più piccolo, e posizionando le mani attorno creava dei suoni elettronici, ha inventato praticamente la musica elettronica. Ovviamente nel corso degli anni poi ognuno a casa sua, con un computer, con dei programmini, si è fatto la sua musica, però piano. Un conto è fare una musica in sala di incisione e un conto è farla col programmino
a casa, insomma, dai. Adesso non vogliamo proprio dire che tutta l'evoluzione è stata eccezionale. C'è evoluzione. Sì, sa, è un'evoluzione, sempre tornando alla questione di cui si è appena discusso, l'evoluzione che ha portato dal vinile al CD e poi successivamente la musica compressa in MP3, insomma, un'evoluzione che non sempre, come dire, ha sorriso, ecco, anche all'aspetto qualitativo della musica, forse è per questo che si sta cercando di tornare un po' al vinile, ai primordi di quella che era la musica vissuta. Sì. Proprio. L'analogico, il nastro che gira, e si registrano i suoni e dopodiché si trasferisce il tutto su un bel master vinile. Vinile. E beh, insomma, non è una ode al vinile, ma poco ci manca, nel senso ritorniamo a quella che è la purezza anche di un certo tipo di suono, senza volerne ovviamente i passi importanti che ha fatto la tecnologia in questo campo. Il tempo purtroppo è volato, diciamo purtroppo perché come vedete ci sarebbe spazio per un'ampia conversazione, insomma, perché il rock è un universo quasi infinito da scoprire, probabilmente infinito da scoprire perché in questi 50 anni non solo ne è passata di acqua sotto i ponti, ma anche tanti generi, sottogeneri che potete trovare in questo libro che si chiama 50 anni di rock, 1964-2014, edizione aggiornata a quest'anno, il 2014, come dicevamo in tempo reale, realizzato da Graziano e di Corazza, edito dall'Altro Mondo Editrice di Vicenza, un libro che potete trovare nei migliori punti vendita, un libro importante, 700 pagine, un libro oltretutto che ha un costo, lo ribadiamo, più che abbordabile per quello che costano oggi i libri e che vi veramente fornisce, vi trasmette un patrimonio di conoscenza, crediamo, assolutamente unico. Grazie a Graziano e di Corazza, buon lavoro e auguri anche per le prossime imminenti feste. Lunga vita al rock. Grazie a voi per averci seguito, noi torniamo con 7 in punto domani mattina. Quest'oggi invece alle 12:30 vi ricordiamo 2 chiacchiere in cucina e poi gli appuntamenti con TG7 a partire dalle 13:03 circa con il Momento Flash. Buona giornata e arrivederci.